Appassionati di futsal, buon pomeriggio da Natalino Stasi, in diretta dal Palasport di Casali del Manco, l'appuntamento con il torneo delle regioni di calcio a 5, che vedrà sfidarsi le rappresentative femminili di Veneto e Lazio. Ultimo giorno delle fasi a gironi, torneo delle regioni che vi ricordo giunto alla sua 60ª edizione e che quest'anno è approdato in Calabria. Il Veneto scenderà in campo con 1 Garcia, 2 Primolan, 3 Roncato, 4 Dalla Libera, 5 Pandolfo, 6 Bergozza, 7 Basso, 8 Velez Cobo, 9 Franceschini, 10 Chiaradia, 11 Valente, 12 Pilloni. Lazio invece con il numero 1 Guzzino, 2 Zazza, 3 Tosini, 4 Marroni, 5 Di Marco, 6 Santini, 7 De Luca, 8 Colia, 9 Arosio, 10 Roma, 11 Hess, 12 Bolognesi. Arbitra il signor Moreno Longo di Paola, il suo secondo sarà Gian Domenico Trozzo di Cosenza, al cronometro Francesco Vittorio Sacco. Veneto che scenderà in campo con la sua classica maglia amaranto, mentre il Lazio in tenuta arancio. Il Veneto che cerca la sua terza vittoria in queste fasi eliminatorie, mentre il Lazio cercherà di strappare il primo posto alla squadra veneta. Veneto che infatti arriva da una vittoria ieri al Palaferraro di Cosenza contro la Toscana femminile. Lazio che invece si è imposta contro il Bolzano per 6-1, per una classifica che vede il Veneto femminile a 6 punti, Lazio 4, Toscana 1 e Bolzano 0. Ricordo che questo è il girone B delle rappresentative del torneo delle regioni 2024. Tutto pronto. Il capitano Roma sulla palla per il Lazio. Ultime indicazioni dell'arbitro per le panchine. Si aspetta il fischio d'inizio. Sguardi di intesa fra gli arbitri. Tutto pronto. Parte Veneto e Lazio. Ultima partita della fase eliminatoria delle rappresentative femminili del torneo delle regioni 2024. Eliminatori che si concluderanno oggi e poi il 29 sarà la volta dei quarti di finale, il 30 ricordo le semifinali, mentre il 1° maggio le 4 finali delle 4 categorie al Pala Calafiore di Reggio Calabria. Per un torneo delle regioni che è arrivato, ricordo, alla sua 60ª edizione e che quest'anno è stato ospitato dalla Calabria dal 25 aprile al 1° maggio. 73 le selezioni regionali presenti in rappresentanza di tutta Italia, che hanno coinvolto, ricordo, le categorie maschile, femminile, under 17 ed under 15. Prova adesso il Lazio, perde la palla però il capitano, allora può risalire il Veneto con il capitano che però sbaglia l'appoggio a Primolan. Sulla palla Rosio per Colia che imposta, palla troppo lunga, allora ci riproverà il Veneto
con Primolan sulla palla, che consegna invece a Franceschini. Primolan alza la testa verso Valente, di tacco su Primolan, ancora Valente pronto a ricevere, alza la testa, cerca ancora Primolan che riceve. Primolan, Valente prova il tiro da lontano, problemi con la presa per il portiere, poi il tiro che però va fuori, tiro provato da Franceschini. Si salva il portiere del Lazio, che non era stata sicurissima nella presa dopo il tiro di Primolan dalla lunga distanza. Aggressivo il Veneto, sale adesso, intercetta Primolan verso il capitano, allarga ancora verso Primolan, palla dentro, facile per il portiere che fa risalire i suoi. Attenzione al Lazio, prova il sinistro Marroni, fermata da Franceschini, pardon. C'è calcio d'angolo per il Lazio, anzi no, rimessa laterale. Colia prova il tiro alto, però quello di Arosio. Può ripartire il Veneto allora con Francesca Pilloni che appoggia vicino su Primolan, che sale, palla su Franceschini, Primolan allarga su Valente su Franceschini, ancora Valente a ricevere. Primolan, Franceschini con calma il Veneto. Franceschini prova il tiro da lontano, era forse un passaggio filtrante su Valente, impreciso però. Palla lunga adesso però, intercetta Primolan. Pilloni, Franceschini, Primolan sempre lei ad impostare, poi Valente che indica la strada alla compagna, però poi alza questo pallone impreciso e può ricominciare il Lazio. Sulla palla Arosio, molto alta, capitano Chiaradia, sbaglia la difesa del Lazio. Chiaradia, il tiro palo con la grande parata del portiere bolognesi, vicino al gol Valente dopo una triangolazione col capitano Chiaradia. Palla però finita sul palo. 1-2 adesso del Lazio che prova a salire con Arosio, fermata da Valente, e palla poi che torna sui piedi di Primolan. Valente su Chiaradia, perno di attacco, Chiaradia torna indietro però Valente. Franceschini, Valente, Primolan prova, carica il tiro, fermata però dall'opposizione di Roma. C'è Primolan sul fallo laterale, calcia praticamente in porta e trova il secondo calcio d'angolo della partita del Veneto, che resta in attacco. Ancora palla per Primolan, Chiaradia, Valente cerca una palla verso Franceschini, troppo alta, nessun problema per il portiere del Lazio. Primo cambio nelle fila del Lazio, è entrata Santini al posto di Arosio. Sulla palla Marroni, rischia qui la difesa,
del Lazio e poi non ci pensa due volte Colia a metterla fuori. Prova il tiro Primolan, smorzato, però allora può salire il Lazio, fermata da un grande intervento di Valente. Si era involata Marroni sulla sinistra, Colia allarga verso Roma, intercettata però da Primolan che sale, Primolan troppo largo, il suo tocco verso Franceschini. Entrata anche la numero 7 De Luca al posto del capitano Roma. Attende l'avanzata del Veneto e Lazio. Chiaradia si muove in attesa di ricevere palla, che però va su Franceschini. Primolan ancora su Franceschini, ancora su Primolan, chiama palla Valente, la riceve, grande imbucata dentro per Franceschini che però non ci arriva per un soffio. Bella l'azione delle Venete, imprecisa però. Può ripartire con Bolognesi che appoggia su Marroni. Marroni rischia, non è fallo dice l'arbitro, quello di Santini. E poi la palla in avanti su De Luca, imprecisa però. Primo cambio anche nelle file del Veneto, è entrata a basso Francesca al posto di Valente. Primolan cerca Chiaradia, intercettata però la sua palla filtrante da parte di Marroni. E può riprovarci allora il Veneto con Primolan dalla libera appena entrata. Primolan, Chiaradia prova il tocco di ritorno su basso, chiusa però dalla difesa del Lazio. C'è il tocco e infatti è angolo per le Venete. Si lamenta Colia per l'assegnazione dell'angolo. Il tiro di basso intercettato però dal portiere. Poi Primolan rischia, però trova comunque dalla libera. Poi Basso che aspetta il movimento dei suoi, ancora dalla libera, riceve sulla destra. Primolan centrale, palla dentro, chiude la difesa del Lazio, poi sbaglia dalla libera il passaggio verso i suoi e quindi regala una rimessa laterale nei confronti del Lazio, che può ripartire con Marroni. Entrata intanto Di Marco con il numero 5 pronta a ricevere, eccola per Santini, imprecisa verso Marroni. Quando sono passati circa 6 minuti del primo parziale di gioco, palla su basso, poi Primolan, Chiaradia, punta Marroni, Chiaradia, palla centrale, palo, grande azione del capitano del Veneto che aveva saltato Marroni, palla sul palo però. Adesso esce Chiaradia, lascia lo spazio a Bergozza che prende il suo posto in attacco. Palla lunga verso De Luca che prova una grande giocata verso Marroni, esce Pilloni e salva le sue compagne. Prova poi il sinistro a metà tra un tiro ed un passaggio, quello di Marco. La palla che sfuma sul fondo. Può ricominciare allora il Veneto, che ricordo si gioca il primo posto in questa partita contro il Lazio. Il Veneto ha 6 punti e il Lazio a 4. Partita molto equilibrata fino a questo momento. Forse però il Veneto ha avuto più occasioni, colpendo 2 legni.
con Valente e Chiaradia. Palla lunga su De Luca che stoppa, prova a girarsi, fermata da Primolan, tacco di Vergozza. Non è fallo, dice l'arbitro, non è fallo. Palla sul fondo e si ricomincia con Bolognesi. Di Marco, palla lunga, sbagliato. Il suo tentativo di servire De Luca allora parte dalla libera. Primolan, basso, Primolan dalla libera. Pallone sbagliato quello di dalla libera su Primolan. E Lazio allora respira e prova ad imbastire l'azione offensiva con Di Marco che allarga, però sbaglia. Cercava Santini, presa in controtempo. È entrata intanto Valente che prova un tiro da molto lontano. Nulla di fatto. Molto alte le venete che adesso provano a riconquistare palla, ma la fa sua il Lazio con Zazza che cerca De Luca, centrocampo e l'arbitro fischia fallo a favore delle venete. Incredula De Luca che sorride e dice di no. Scarica prima, urla il tecnico Biondi alla calciatrice del Lazio, pronta a partire dalla libera, che serve basso sulla sinistra, osserva i movimenti dei suoi che non c'è, poi salta, mette dentro Vergozza, prova a salire Vergozza, poi palla sbagliata, quella di Di Marco nei confronti di De Luca. Partita molto aperta. Palla dentro, sfugge, poi la ritrova Bolognesi. De Luca sempre spalle alla porta e adesso è lei a ricevere fallo, fischiato dall'arbitro. Sulla palla Santini. Di Marco, riparte il gioco. Sbaglia Zazza a servire la sua compagna di gioco. Nulla di fatto, può ripartire il Veneto dalla libera. Valente dalla libera, palla alta su Vergozza che però è venuta incontro e quindi palla che arriva direttamente tra le mani del portiere. Zazza nella sua verticale prova a cercare De Luca, prova a girarsi e c'è il fallo, chiede l'ammonizione. De Luca che si sta mettendo in mostra in questi primi 9 minuti di gioco, molto brava a giocare spalle alla porta e poi girarsi o servire le sue compagne. Il quarto fallo indica l'arbitro nei confronti del Lazio. De Luca riempie l'area di rigore. Nel frattempo si incarica della battuta Zazza. Conta i passi l'arbitro, chiama la barriera a rispettare la dovuta distanza.
Palla di Zazza su Di Marco, era buono lo schema del Lazio, intercettato però da Bergozza che ha capito tutto. Allora è calcio d'angolo per il Lazio. Zazza su De Luca che riceve, punta dalla libera, la salta e c'è fallo. Ancora De Luca a mettersi in mostra. Ci prova Santini, anzi no, è Di Marco ad incaricarsi della battuta. Chiama ancora lo schema il Lazio, c'è sempre De Luca in aria a dare fastidio, a riempire l'aria, pronto a ricevere sulla destra Zazza. Ricordo per chi si fosse collegato solo ora che il Lazio attacca dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. De Luca prova addirittura il tiro, nulla di fatto, schema non riuscito per il Lazio. C'è stato un fallo nei confronti di Pilloni. E quindi può partire dalla libera. Dalla libera, scusate. Basso dalla libera. Valente. Palla dentro per dalla libera che però non intercetta. Poi De Luca riceve fallo, resta a terra. Si continua a giocare però. E poi Bergozza la mette fuori. Sembra aver ricevuto un colpo in volto De Luca, che però si rialza. E intanto vi ricordo che il torneo delle regioni comunque è un'opportunità anche per crescere oltre lo sport. La manifestazione andrà oltre il calcio giocato per dare il via ad una vera e propria rivoluzione culturale. Per la prima volta infatti ci sarà un riconoscimento agonistico che sarà celebrato con un'esperienza educativa e formativa sia per le calciatrici e per i calciatori. La LND infatti in collaborazione con Italcamp offrirà a tutti i vincitori delle 4 categorie la partecipazione a percorsi educativi, esperienziali e di apprendimento. Ricordo che l'iniziativa è promossa dall'area di responsabilità sociale LND e si allinea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Insomma, non solo sport, ma anche cultura ed educazione. Questo è il torneo delle regioni, giunto alla sua 60ª edizione. Sbaglia il Veneto che riconsegna palla al Lazio. Zazza, Di Marco, Zazza, ancora Di Marco, lancio lungo, scusate, per De Luca che gioca sempre spalla rapporta, cerca un appoggio delle sue compagne. Di Marco per Santini, Zazza, chiamano il Mani ma si stava solo coprendo Bergozza, quindi non è fallo. Santini, Di Marco, Santini, ancora Di Marco, poi Zazza, grande giocata di Zazza. De Luca pronto a ricevere, palla verso Zazza che però non riesce, o meglio forse non si aspettava il non intervento dalla libera e si è ritrovata il pallone praticamente sul volto senza la possibilità di poterlo stoppare adeguatamente. E quindi nulla di fatto con dalla libera che adesso imposta, alza la testa, sale, poi la lascia lì per Basso che trova Chiaradia che prova un'imbucata verso dalla libera, poi ancora Zazza
che prova a salire, sbaglia Di Marco e quindi dalla libera ci prova, ma a basso è chiusa ottimamente da Zaza. Risultato ancora fermo sullo 0-0 quando sono passati 10 minuti e 55 secondi. Entra Primolan, pronto a ricevere palla da Valente, alza la testa, cerca Chiaradia, controllo difettoso, non riesce a stoppare questa palla che a dire la verità era molto forte, e allora ci può riprovare il Lazio, che ricordiamo che con una vittoria salirebbe al primo posto del girone B, proprio a discapito del Veneto. Partita importante quindi quella di quest'oggi al Palasport dei Casali del Manco. Primolan, Valente, Primolan intercetta la difesa del Lazio, poi grande chiusura di Primolan, stava per ricevere una palla che la poteva mandare in porta, ma Chiaradia gli ha dato un pallone troppo lungo, ingestibile, sprecato il contropiede del Veneto. Zaza, Di Marco, si muove ancora De Luca, prova a ricevere palla, tanto Arosio, serve Di Marco, Arosio, palla lunga su De Luca, troppo alta però, affrontata bene da Primolan. Basso, Primolan, Chiaradia sul lato di sinistra, Chiaradia pronta ad accentrarsi, poi scarica su Primolan, poi ancora Valente, poi Primolan che cerca Chiaradia, fermata però da Zaza che manda in fallo laterale. Allora Primolan su Basso, Primolan sbaglia, Primolan perde palla, poi recupera, però intercetta Zaza e c'è fallo di Primolan, che aveva avuto un controllo difettoso favorendo l'arrivo di Zaza che stava per andare in porta, e poi è stata fermata da Primolan ed ha quindi conquistato fallo. C'è De Luca sulla palla, o meglio ci sono tutte e quattro le calciatrici, si allontanano però Di Marco e Arosio, resta De Luca, si allontana anche Zaza. De Luca pronta, decisa probabilmente a calciare in porta. De Luca, no, chiamano schema però sbaglia, allora può ripartire e poi commette fallo e prende anche il giallo. De Luca, forse la migliore dei suoi in questi primi 13 minuti, e poi esce innervosita e lascia il campo al capitano Roma. Chiama la distanza Primolan prima di battere, palla su Valente, poi Primolan ancora che calcia in porta, fermata da Di Marco, allora sale Arosio, pallone di testa dietro, poi riesce a servire Zaza. Roma subisce fallo però si continua, grande occasione sprecata da Zaza, sembrava aver subito fallo, invece l'arbitro ha ritenuto di no, che ha consegnato la palla nei piedi di Zaza, che però di sinistro ha calciato molto debolmente. Ci prova adesso Chiaradia,
ed è calcio d'angolo per il Veneto, mentre l'arbitro, forse non riuscite a vederla ma ha qualcosa da dire a De Luca, che continua a protestare per il giallo ricevuto poc'anzi in panchina. Quasi in silenzio il Palasport di Casali del Manco per ascoltare quello che l'arbitro ha da dire a De Luca, che continua a dire no, a scuotere la testa. Il gioco riprenderà con un calcio d'angolo a favore delle venete. Ricordo il risultato di 0-0, ancora reti inviolate, ma il Veneto ha avuto due grandissime occasioni colpendo il palo, mentre il Lazio ha avuto una grandissima occasione pochi minuti fa con Zazza, che però ha consegnato il pallone tra le mani del portiere. Adesso ci prova Chiaradia, palla troppo alta. Una partita tiratissima, che significherebbe primo posto per il Lazio con un'eventuale vittoria, mentre al Veneto evidentemente basterà un pareggio per mantenere la prima posizione. Valente, serve Primolan alza la testa, serve Basso, che conquista un fallo laterale. Primolan verso Chiaradia, esce il portiere. Può ripartire il Lazio con Zazza sulla di destra. Di Marco sbaglia, imprecisa, voleva servire Roma, ma la palla era troppo corta rispetto alla posizione del capitano. Allora Primolan, serve Valente, scavetto su Chiaradia che alza la testa, serve Primolan che prova a calciare, poi ci ripensa di nuovo lei. Primolan adesso calcia, ma Zazza la ferma. È entrato intanto Pandolfo nelle fila del Veneto, che è pronta a ricevere da Primola. Eccola, ancora Primola, Valente, Pandolfo, Valente, Primolan, Valente prova a cercare con una palla lunga Primolan, che però non arriva. Messa dal fondo, già battuta nei confronti di Marco, che serve Zazza. Rosio riceve, si muove Zazza, spostatasi sull'out di sinistra, palla su Primolan, però Primolan alza la testa, non c'è nessuno, cerca una palla complicata, la intercetta Rosio che poi la salta, però non riesce a saltare anche Valente. Praticamente tira in porta, ma era più un allontanare il più possibile la palla per non avere problemi. È entrato intanto Franceschini al posto di Primolan. Rosio cerca Roma, affrontata da Franceschini, guadagna una rimessa laterale il capitano del Lazio. Rosio alza la testa, cerca Roma, troppo lunga la sua palla in verticale, troppo forte. Franceschini su Pandolfi, Franceschini, Valente, Pandolfi, fa movimento Chiaradia, la lascia sfilare, non si accorge che probabilmente Valente non poteva mai arrivare su questa palla. Marroni, chiamato time out. Io ricordo, prendendomi
questa pausa che l'organizzazione tecnica della regia in streaming della fase eliminatoria del torneo delle regioni dell'edizione 2024 è stata curata dalla società Alfa Video Produzioni di Catanzaro, che ringrazio personalmente, e ringrazio anche alla regia Daniel Cavaliere. Allenatori che chiamano gli schemi quando mancano 4 minuti e 34 secondi alla fine di questo primo parziale. È già in campo il Veneto, mentre le giocatrici laziali stanno ricevendo ancora le ultime indicazioni. Si ripartirà con un calcio d'angolo a favore del Veneto, che batterà Valente. Pronta a ricevere Franceschini, Chiaradia, e subito dopo eccolo il tiro di Chiaradia di sinistro che va alto. C'era dietro di lei anche Pandolfo. È entrata intanto il numero 8 Colia nelle file del Lazio. Chiaradia sulla palla, sbaglia Valente, il tiro e c'è il palo colpito dal Veneto, terzo legno. Valente per Chiaradia che prova il tiro e trova una grandissima rete. Ancora lei, ancora Chiaradia, il capitano del Veneto, che trova una grandissima conclusione da fuori aria dopo aver ricevuto da Franceschini e porta il Veneto sul risultato di 1-0. Hanno qualcosa da dire le giocatrici del Lazio all'arbitro. Probabilmente lamentano il fatto che la porta si sia mossa durante la conclusione, la prima conclusione che aveva lasciato il segno sul palo. Fatto sta che il Veneto è in vantaggio per 1-0 con gol di Chiaradia. Non ci pensa due volte Pilloni, la butta in fallo laterale senza rischiare nulla. Un tiro praticamente quello di Marco che cercava di Marroni, che cercava probabilmente una deviazione che però non c'è stata. Allora è pronto a ripartire il Veneto con rimessa dal fondo, palla già mossa verso Pandolfi. Chiaradia è pronta a ricevere, palla troppo alta. È la Franceschini quella che stava impostando l'azione da dietro. Colia, Santini, Colia, non trova spazio però il Lazio che deve girare palla. Ecco la palla adesso verso Roma che fa sponda, grande azione del Lazio che colpisce il palo con Marroni dopo una splendida azione. Cambi nel Veneto, grandissima azione veramente quella imbastita dal Lazio, con un inserimento perfetto quello di Marroni che dopo lo stop aveva tentato il tiro. La palla però si è fermata sul palo. Lazio che sta avendo anche le sue occasioni ma sotto porta non riesce però a concretizzare. Adesso con Marroni, prima con Zazza, adesso c'è un'occasione fermata però da Colia. Dicevo, Lazio che ha avuto le sue occasioni adesso con Marroni e poco prima con Zazza, azione molto simile, ma
che non si è concretizzata, questa forse per sfortuna, per aver trovato un legno dopo una splendida azione, quella di pochi minuti fa con Zazza invece, che aveva praticamente dato il pallone tra le mani del portiere del Veneto. Adesso Pandolfi, palla alta su Basso che non può mai stoppare questa palla. Adesso prova a salire il Veneto, si muove molto Marroni, adesso spostata sulla sinistra, pronta a ricevere, eccola, finta, poi ci trova una grande imbucata su Roma, palla troppo lunga, scalpita a fondo campo De Luca, eccola, sta per entrare, la migliore delle sue compagne fino a quando è stata in campo, poi forse il nervosismo ha un po' frenato la sua partita, costretta ad uscire dopo un'ammonizione. Chiama le sue compagne a salire. Adesso allarga le mani De Luca, vuole palla per far salire la squadra. C'è Colia a ricevere, palla su De Luca, sempre spalle alla porta, prova a girarsi, fermata però da Franceschini. Colia batte questo fallo laterale su Marroni che subisce fallo, anzi no, da parte di Basso. Marroni da terra, Basso, un po' di polemiche in questo momento, fasi concitate, deve intervenire l'arbitro perché le panchine sono molto nervose in questo momento. Quando manca 1 minuto e 47 secondi al termine di questo primo parziale, che ricordo valevole per il gruppo B, oggi si concludono le fasi a gironi e poi il 29 sarà la volta del quarti di finale, il 30 delle semifinali. Il 1° maggio al Pala Calafiori di Reggio Calabria, le 4 finali delle 4 categorie. Colia consegna palla praticamente a Basso che prova il tiro ed è calcio d'angolo per il Veneto. È pronta a battere Bergozza, entrata al posto di Caradia. Bergozza ci prova Basso, poi allontana la difesa del Lazio. Basso, Franceschini, Basso prova ad andarsene, fermato però da Marroni. Allora ci riprova il Veneto a ricominciare l'azione con Franceschini, poi dalla libera allarga su Basso, riceve dalla libera, la invita a salire Bergozza e c'è il fallo di Marroni su Franceschini che se n'era andata sulla sinistra. Punizione per il Veneto. 4-4 il conteggio dei falli. Tutto fermo ancora, può ripartire il gioco dalla libera. Basso riceve sulla destra, chiama il movimento di Bergozza, palla che va dalle sue parti, si accontenta però di una rimessa laterale e poi è pronta di nuovo a ricevere la palla di Franceschini, prova il sinistro, fermata
De Luca riceve, alza la testa, De Luca, palla su Santini che prova il tiro però, ma non trova lo specchio della porta. Sono alte adesso le giocatrici del Lazio quando mancano 47 secondi alla fine del primo tempo. Triangolazione adesso tra Bergozza e Basso, però riesce a intercettare, palla che arriva su De Luca, De Luca, De Luca, De Luca, il tiro, salva tutto Franceschini. Si lamenta ancora De Luca per un fallo di mano non ravvisato da parte sua dell'arbitro. Non è niente però, e quindi si può ripartire con un calcio d'angolo a favore del Veneto. Lazio che protesta per un rigore non concesso. Basso, il tiro, smanaccia praticamente, prende il palo, poi riparte il Lazio, si ferma però Santini, riceve Colia, tiro di Marroni, il fallo laterale quando mancano 10 secondi, forse l'ultima occasione, l'ultima azione del Lazio per poter pareggiare questa partita prima di della fine del primo tempo. Palla troppo lunga quella di Colia verso De Luca, allora può ripartire il Veneto. Franceschini, mancano 3 secondi, 2, 1, finisce qui questo primo tempo. Una pausa per le rappresentative femminili di Veneto e Lazio. Ricordo il punteggio 1-0 per il Veneto. A fra poco.
Tutto pronto per il secondo tempo. Ricordo che siamo in diretta dal Palasport di Casali del Manco per l'appuntamento con il torneo delle regioni 2024, che vede sfidarsi in questo pomeriggio le rappresentative femminili di Veneto e Lazio. Risultato per 1-0 nei primi 20 minuti. E quindi attendiamo il fischio dell'arbitro per goderci insieme questo secondo tempo valevole per la qualificazione alle fasi finali del torneo delle regioni. Questo è il girone B. Pronto a partire il Veneto con il capitano Chiaradia sulla palla. Inizia il secondo tempo con Primolan ad impostare. Grande triangolazione del Veneto, prova la palla dentro, basso, intercettata però dalla difesa del Lazio. Poi prova il tiro Valente, fermata però. Allora ci prova il Lazio a scuotere la partita. Dice no l'arbitro, non è fallo. Allora ci prova il Lazio, palla dentro e poi prova il tiro a Rosio. Palla troppo debole, centrale, che non impensierisce Pilloni, e Primolan può tornare ad impostare. Alza la testa, serve basso, poi Valente, palla su Chiaradia, palla dentro per Basso, Valente cerca un grande inserimento, non riesce però a stoppare la palla che si perde sul fondo. Si salva la difesa del Lazio, Roma gestisce la palla, spalle alla porta, poi Marroni allarga su Roma, contratta da Primolan, però c'è il tiro di Marroni, braccio largo di Chiaradia e c'è punizione dal limite. Non è giallo, dice l'arbitro. Palla che era diretta effettivamente non verso la porta, ma che andava abbondantemente fuori. Il fallo c'è, ma il giallo no. Sulla palla Marroni, Roma e Arosio si avvicina anche Colia. Discutono tra di loro le calciatrici del Lazio per capire chi batterà questo calcio di punizione. Si allontanano tutte, resta sulla palla Marroni, si allarga Roma, riempie l'aria insieme ad Arosio. Marroni, la puntata, riesce a mandare fuori il portiere, poi ancora ci prova Marroni ed è calcio d'angolo. Ci crede adesso il Lazio, che prova a pareggiare questa partita, che però non basterebbe per qualificarsi come prima. Serve una vittoria. Marroni, palla dentro, Roma sbuca dal nulla ma manda sul fondo. Primolan riceve, Chiaradia sull'auto di sinistra, Marroni intercetta di testa e quindi è fallo laterale. Valente su Primolan, scusate, era Bergozza, non Valente. Arosio poi blocca l'azione offensiva del Veneto e le Amaranto sono pronte a ripartire quando sono passati quasi 2 minuti. Chiaradia stoppa, si allarga sulla destra, prova a mettere dentro, la mette dentro troppo sul portiere. Allora prova a ripartire il Lazio, sbaglia però Arosio, Primolan intercetta, palla su Chiaradia, prova l'1-2, troppo lunga.
ci mette tutta se stessa per arrivare su questa palla Primolan, ma non riesce. Allora Rosio riparte con un fallo laterale, poi Marroni, palla dentro su Roma, sbagliata però, con calma Pilloni fa ripartire l'azione del Veneto, a cui ricordo basterebbe un pareggio per qualificarsi come prima nel girone. Primolan coglie in controtempo basso, Colia, Arosio, palla su Roma, Primolan l'affronta e poi Chiaradia su Primolan, Chiaradia poggia su Bargozza, il tiro mura però il tiro Marroni, che poi scuote i suoi compagni di squadra e salva soprattutto il risultato. Chiaradia con il destro alto di poco, sempre pericolosa da fuori aria. Chiaradia con il suo destro potente e preciso, che è valso il gol che fin qui mantiene il vantaggio per il Veneto dell'1-0. Grande conclusione, ricordo adesso attenzione ad Arosio, che prova una grande giocata sul lato di sinistra, che però non riesce a trovare la porta, palla sull'esterno della rete. Dicevo di Chiaradia, autrice del gol, che fino a qui vale il momentaneo vantaggio per il Veneto. Un grande gol, una grande conclusione che si è infilata all'angolino alla destra del portiere. Ricordo che potete rivedere poi le partite sui canali YouTube della Lega Nazionale Dilettanti, 60 partite trasmesse in diretta in questi 3 giorni delle fasi preliminatorie, grazie al contributo della produzione video di Alfa Video Catanzaro. Attenzione adesso al Veneto con la grande azione di Primolan e di Bergozza, che porta però al palo dopo una grande discesa, e si salva ancora il Lazio che resta in partita. Marroni fermata da basso, e fallo laterale per il Lazio, pronta a battere Marroni. Arosio su Roma, intercetta Primolan, che quasi voleva involarsi verso la porta e calciare, palla però troppo lunga, non è riuscita a controllare, è riuscita però ad evitare l'avanzata del Lazio. Allora ci prova il Lazio, però sbaglia Colia, e Bergozza fa ripartire i suoi. Primolan intercetta con il volto Roma. Primolan, Bergozza, aggressiva Marroni, aggressivo adesso il Lazio, chiede il cambio Bergozza, che ha ricevuto forse una pallonata sul volto, entra al suo posto Valente con il numero 11. Pallonata sul volto per Bergozza, che si accomoda in panchina. Cambia anche nelle fila del Lazio, è entrata la numero 11 Hess. Chiaradia con il fisico cerca la palla dentro, Valente, affrontata da Marroni, prova il tiro ma Colia chiude in fallo laterale, evitando che la palla finisca per impensierire il portiere bolognesi. Primolan calcia, la palla però è deviata, c'è calcio d'angolo per il Veneto quando sono passati 3 minuti e 59 secondi. Mancano esattamente 16 minuti alla fine della partita. C'è tutta una partita ancora
per decidere le sorti di questo girone B, che vede momentaneamente il Veneto al primo posto con 9 punti a punteggio pieno, per seguire proprio Lazio a 4 in attesa del risultato tra Toscana e Bolzano. Prova basso, affrontata però da Colia, deve andare all'indietro, Primolan, la affronta, palla sbagliata, allora può ripartire il Veneto con Basso che l'appoggia su Valente, che cercava Chiaradia, che però si era centrata, nulla di fatto, e Colia può ricominciare. La panchina incita le giocatrici in campo, sbaglia Marroni, palla dentro, il tiro, grandissima parata di Bolognesi che mantiene in vita il Lazio. Aveva sbagliato clamorosamente Santini, non Marroni. Poi allarga su Arosio, ma sbaglia. E Chiaradia si impossessa della palla e fa ripartire Primolan, che alza la testa, cerca Basso su Valente, ancora Chiaradia, allarga di destro su Chiaradia, Primolan, Basso, Primolan, Colia ferma Chiaradia, prova a ripartire adesso il Lazio con ma chiude Primolan, e poi Chiaradia riceve, sbaglia il controllo e si porta la palla fuori. Entra Zazza e Di Marco, che è pronta a ricevere, eccola Zazza sulla destra, Di Marco alza la testa, non riceve, palla troppo lunga, Primolan, Valente, Primolan, Basso, Primolan, Basso, Chiaradia prova ad accentrarsi, non c'è fallo, dice l'arbitro, non c'è fallo, prova ad involarsi, palla che esce, è rimessa per il Lazio, si incarica della battuta Zazza, poi Di Marco riceve, sale Santini, Zazza, palla dentro su per Zazza che calcia e poi arriva da dietro Di Marco con il destro, non è il suo piede, si vede perché la spedisce alta, prova a crederci adesso il Lazio, è entrata anche Roncato, eccola sulla sinistra pronta a ricevere Primolan, sempre all'impostazione, Roncato, Basso, palla su Chiaradia, sbagliata però, Santini dialoga con Di Marco, Zazza, Di Marco, palla centrale su lunga, imprecisa, esce Chiaradia ed entra Valente che riceve adesso, affrontata da Zazza, poi allarga su Basso, invita a salire Primolan che serve Chiaradia, intercetta Di Marco su Basso che stava per calciare in porta, Zazza, poi fischia però il fallo, su Di Marco, si era involata si carica della battuta Di Marco, quanto mancano 12 minuti e 59 secondi, 1-0 per il Veneto. Di Marco
Santini, Di Marco, Zaza cerca sulla sua verticale, palla che però esce sul fondo, e Primolan allora alza la testa, prova a fare partire l'azione. Basso però sbaglia, consegna la palla fra le mani di Bolognesi. Poi Di Marco anticipa Primolan, che chiama la rimessa, che però è del Lazio. Sbaglia però Santini, che voleva servire così sale Basso, chiude Zaza con un grande tackle sul Roncato, che stava praticamente calciando in porta. Arriva alla conclusione di Basso, alta. Ci sono movimenti anche sulla panchina del Lazio, con De Luca e Marroni pronti a subentrare. Prova una palla lunga Di Marco, troppo lunga però. Allora Pilloni lascia la battuta del fallo laterale a Basso. E Valente adesso che occupa la posizione centrale in attacco, alza la testa a Primolan per servirla, poi si allarga e riceve Valente, ancora a Primolan sul Roncato, che però sbaglia. Rimessa dal fondo, partita tiratissima come dicevo poco fa, che vale il primo posto nel girone B. Sbaglia adesso Zaza, non ne approfitta però Valente, che va all'indietro su Primolan, Valente, Primolan. Santini attaccano la difesa del Veneto, che è costretta a sbagliare. Entra Marroni, che prova a dare l'apporto giusto alle sue compagne sulla sinistra, ma la palla è sui piedi, anzi sulla testa di fermata però da Primolan. Zaza, Di Marco, ancora Zaza, ancora Di Marco, pronta a ricevere Marroni, fermata però da Basso. Chiama una palla lunga sbaglia Marroni, non ne approfitta Valente, che chiedeva addirittura un fallo, un blocco di Marco, che però non c'era secondo l'arbitro. Zaza, palla su Marroni, che si ferma, alza la testa, palla dentro, fermata da Primolan. È laterale per il Lazio, che prova a scuotere un po' la partita. Zaza, è entrata nel frattempo De Luca, fermata però da una grande Primolan, autrice di un'altra grande prestazione oggi qui a Casale del Manco, e fallo però nei confronti di Di Marco da parte di Valente. Allora può salire Marroni, che prova a servire De Luca, spalla la porta, alza la testa, ancora Primolan, la ferma. Palla su Di Marco, che riceve e gira verso Zaza. Zaza alza la testa, non ci sono movimenti delle sue compagne e quindi si trascina la palla fuori. Nulla di fatto per il Lazio, che non riesce a trovare lo spazio giusto per concludere in porta e rendersi pericoloso in questo secondo tempo, mentre ricordo che era stata molto pericolosa con due grandissime azioni nel primo tempo, una consegnata praticamente nelle mani del portiere da parte di Zaza
e l'altra con una grande azione, una grande triangolazione dopo una grande circolazione di palla, con Marroni che però aveva trovato il palo. Adesso ci prova proprio lei, fermata però, sale basso, prova a metterla dentro De Luca, fermata da Primolan, è giallo per il numero 2 del Veneto. De Luca resta a terra. Escono Roncato e Valente, al loro posto il capitano Chiaradia, il numero 8 Veliz Cobo. Quando mancano 9 minuti e 33 secondi, punteggio sempre di 1-0 per il Veneto nel confronto del Lazio. Storia Trese fa De Luca e Primolan che si lamentano con l'arbitro quando Di Marco si appresta a battere questa punizione su Zaza. Palla dentro verso De Luca che chiama il laterale, che in effetti è del Lazio. Si lamenta ancora Primolan, probabilmente adesso uscirà per lasciare spazio a Dalla Libera. È angolo per il Lazio, anzi no, si ripete, anzi sì, è angolo. Dentro sempre De Luca a dar fastidio, poi a ricevere Zaza, la palla però va su Di Marco che però non riesce ad avere la palla tra i piedi e a calciare in porta. È entrata Dalla Libera al posto di Primolan, ammonita poco fa. Dalla Libera ancora su Veliz Cobo, commette fallo De Luca. De Luca chiama l'appoggio delle sue compagne. Adesso riceve gli ordini dell'arbitro che gli dice per l'ennesima volta in questa partita di non parlare troppo. Palla su Chiaradia, riceve spalle alla porta, si gira, affrontata da Di Marco, poi arriva De Luca, però riesce a girarsi, non è fallo, gli dice di alzarsi l'arbitro. Poi va a riprendersi di nuovo palla De Luca, fermata però a sua volta da basso e sarà rimessa laterale per il Veneto. Basso prova a cercare il movimento dei suoi, poi va dietro su Veliz Cobo, Marroni la affronta, aggressiva Marroni sul basso, che adesso va su Veliz Cobo. Dalla Libera, sale, rischia, perde palla. De Luca allarga in controtempo Zaza. Frettolosa l'azione del Lazio che non riesce a trovare, come dicevo prima, attenzione, adesso perde palla Veliz Cobo, De Luca, azione, le urla che si alzano dalle panchine, è costretto ad intervenire l'arbitro. Azione molto confusa, aveva perso palla il Veneto in difesa con De Luca che ci aveva provato con un lob e poi da terra praticamente Marroni, non si capisce se di testa o con le mani, forse con le mani, visto che il portiere Piloni poi
aveva pestato praticamente le mani della calciatrice numero 4. E comunque calcio d'angolo, è pronto a ricevere proprio Marroni, palla dentro, allontana, basso, che poi esce e lascia spazio a Franceschini. Mancano 8 minuti e 8 secondi ed è il Lazio ad impostare con Di Marco, palla lunga su De Luca che riesce a girarsi, poi la lascia a Marroni che prova la puntata, ferma tutto dalla libera, poi allontana il capitano Chiaradia. Velez Cobo ha ricevuto un fallo, resta a terra, ferma tutto l'arbitro, c'è Velez Cobo a terra, ha ricevuto un colpo alla nuca, si rialza però, non sembra niente di pericoloso. Momento teso della partita, quando mancano 7 minuti e 33 secondi. Le due squadre, ricordo, si giocano il primo posto nel girone B. In questo momento il Veneto è primo con 9 punti, segue poi proprio il Lazio con 4. De Luca che adesso riceve, spalle alla porta, però dalla libera la ferma, poi ancora Marroni che cerca De Luca, però la palla non arriva. Franceschini sulla sinistra, prova la palla dentro, fermata da Di Marco, e allora è che va a battere Velez Cobo. Franceschini pronta a ricevere, eccola, prova il tiro alto, Di Marco, Marroni alza la testa, palla troppo difficile verso Arosio che è appena entrata, poi Di Marco, palla dentro, poi ancora ci prova Marroni, tiro troppo alto, non c'entra lo specchio della porta. È entrata nel frattempo Santini nelle fila del Lazio, dalla libera Velez Cobo, alto adesso il Lazio, riceve adesso Chiaradia, prova con il sinistro, la tocca Bolognesi, allora è calcio d'angolo per il Veneto, che ci ha provato ancora con il suo capitano Chiaradia. Adriana Chiaradia, classe 99, che ci prova ancora con il sinistro, poi Velez Cobo prova anche lei verso una conclusione verso la porta, bloccata però dalla difesa del Lazio, dalla libera adesso sbaglia e riconsegna la palla al Lazio con Arosio, che però deve correggere la posizione e quindi riceve Di Marco, che sale e serve Santini sulla destra, poi ancora Di Marco, poi ancora Santini, palla alta su De Luca, prova di testa De Luca, che aveva provato una schizzata di testa che si stava infilando sotto la traversa, ha dovuto allungarsi Pilloni ed è calcio d'angolo per il Lazio. Prova a ricevere De Luca che prova dentro, allora ci prova Santini, tiro altissimo e svirgolato, da dimenticare. Entra con il numero 8 Colia. De Luca adesso prova a recuperare ancora palla su dalla libera, è alta, altissima il Lazio, prova addirittura il tiro Velez Cobo, o forse prova ad allontanare la palla dalla disponibilità di Ariosto.
di Arosio, scusate, che adesso riceve. Arosio sulla sinistra, affrontata da Velizkobo. Arioso poi cade a terra, non è fallo però. Dice l'arbitro di alzarsi. Riceve Santini sulla sinistra, sulla destra per Colio. Arioso prova il tiro lento, ci mette però i piedi Pilloni e va alla battuta del calcio d'angolo. Jennifer Arosio cerca il movimento all'interno dell'area. Arosio riceve ancora palla, si oppone Velizkobo, calcio d'angolo quando mancano 5 minuti e 41, sempre 1-0 per il Veneto. Arosio, Colio dietro, cerca però una palla dentro, fa segno a De Luca, vai dentro. De Luca che però si era allargata e nulla di fatto. Allora palla lunga, non riesce ad addomesticarla Chiaradia, quindi può ripartire Colio per Arosio. Colio, Santini, De Luca, ne salta due, poi non riesce a saltare la terza, spazza via, quindi esce arrabbiata De Luca che non è riuscito a trovare il gol al suo posto. Roma. Arosio ci mette il piede Franceschini, che chiede poi una rimessa laterale che però resta del Lazio. Ancora Arosio sulla battuta. Colia riceve. Arosio e Colia duettano le due. Roma allarga, poi cerca il tiro. Arosio centrale però guadagna però una rimessa laterale che fa sì che la squadra laziale possa restare in attacco. Ancora Arosio, tiro alto, esce Velizkobo ed entra Basso, riceve Chiaradia sull'out di sinistra, prova il tiro debole che però impensierisce Bolognesi, che manda in calcio d'angolo. Si carica dunque della rimessa del calcio d'angolo, pardon, sembra il capitano Chiaradia. Palla su Franceschini, poi arriva Basso, fermato da Colia. Ancora Basso sulla palla, di destro, prova ancora il tiro. Arosio si oppone, rimessa laterale. Quanto mancano 4 minuti 42 secondi alla fine della partita. Tocca Chiaradia, palla su Primolan, appena entrata, che calcia in porta. Bolognesi però dice ancora no. Chiaradia, ancora Primolan ci prova. La palla però, il rimpallo favorisce il Lazio. Ferma tutto l'arbitro perché è stato chiamato time out. Vi lascio ai rumori di campo.
può riprendere il gioco quando mancano 4 minuti e 34 secondi. Risultato sempre inchiodato sull'1-0 per il Veneto, che conduce il match grazie al gol del capitano Adriana Chiaradia. Santini è pronto a battere il laterale. Colia gioca praticamente senza portiere adesso il Lazio, cerca del gol che potrebbe valere il pareggio, rischia il tutto per tutto, entra subito però adesso Bolognesi, non ha fretta però, basso che serve Primolan, ancora basso in lob con tutta calma per Franceschini che prova il tiro. Bolognesi esce ancora, entra De Luca sempre senza portiere, Arosio prova il tiro, fase concitata quella che stiamo assistendo in questo momento. Lazio che praticamente gioca senza portiere quando attacca e mette sotto pressione la difesa del Veneto. Ancora dentro De Luca per Bolognesi, con calma cerca di trovare lo spazio giusto il Lazio. De Luca spostata sulla destra, Colia, Arosio, De Luca, Arosio si allarga, da dentro per Roma, Arosio, De Luca, Colia, tutta chiusa all'indietro adesso il Veneto. De Luca cerca Roma che prova al tiro, sbaglia ma poi rimedia Pilloni che salva il risultato. De Luca riceve, giro palla perché era in superiorità numerica quella del Lazio. Arosio, De Luca, Arosio, De Luca, ancora De Luca riceve e poi larga ancora verso Arosio, palla dentro per Santini, morbida però di testa. Allora ci prova Primolan dalla lunga distanza, ci mette la testa Arosio e poi salva in calcio d'angolo Bolognesi. Calcio d'angolo quindi per il Veneto. Sulla palla Franceschini, palla dentro verso Primolan, batte Roma che poi allarga le mani nei confronti dell'arbitro, dice non ho fatto niente. Palla adesso per Primolan che la manda avanti e ci sarà sempre questo cambio, vedremo se ci sarà, anzi no, ci prova in tutti i modi il Lazio a pareggiarla. Chiaradia a terra, non è fallo. Roma, Colia chiede fallo, Roma a terra e poi c'è Arosio, il tiro, ci mette i piedi Primolan con un grandissimo salvataggio. Esce Bolognesi, entra ancora De Luca, esce anche Santini ed entra Marroni, cerca sempre la superiorità numerica il Lazio, giocando in attacco senza il portiere praticamente. Colia, Arosio, De Luca, Arosio, De Luca, giro palla del Lazio per cercare spazio. Arosio rischia, poi va su Colia, palla dentro per Roma che calcia e trova la rete del pareggio il Lazio con il capitano Roma
Azione ben sviluppata con calma. È servita la tattica della Lazio questi minuti finali. Entra adesso Bolognesi, esce De Luca. 1-1 il risultato quando mancano 1 minuto e 59 secondi. Chiamato time out. Partita che sta offrendo grandi emozioni nel finale. Adesso le giocatrici prendono le indicazioni dai loro mister. Ricordiamo, mancano 1 minuto e 59 secondi, ma può succedere di tutto. Veneto che in questo momento si gioca il primo posto e il Lazio che prova a soffiarglielo. 7 punti in questo momento per il Veneto, 5 per il Lazio. Un gol per il Lazio, una vittoria cambierebbe tutto in questo girone B. Time out finito, squadre che rientrano in campo. Può riprendere il gioco Chiaradia sulla palla dopo il gol segnato da Roma. A segno le due numero 10 del match, le due capitane delle rappresentative femminili. Ci provano adesso le giocatrici veneti. Primolan allontana, sotto pressione adesso però il Veneto. È cambiata l'inerzia del match quando mancano 1 minuto e 43 secondi. Il Lazio vuole vincerla. Urla dalle panchine. C'è anche un discreto pubblico arrivato al Palasport di Casale del Manca. Le lancette scorrono però. Attende adesso. Attende. Ci sono urla dalle panchine. Sto cercando di capire quello che gli allenatori vogliono dalle calciatrici del Lazio in questione. Mancano 53 secondi, sembra accontentarsi però il Lazio del risultato, probabilmente per un risultato che arriva dal Palaferraro di Cosenza, che le dà come qualificate, e quindi partita che scorre quando mancano 28 secondi. A questo punto anche il Veneto non forza e aspetta la fine della partita. Ci sono fischi addirittura dagli spalti. È cambiato tutto praticamente in questo finale. Lazio che si accontenta del pareggio e la partita si conclude in questo momento. Finisce 1-1 e queste sono le due squadre qualificate ai quarti del girone B. Il Veneto e il Lazio. Ricordo il gol nel primo tempo del capitano Chiaradia per il Veneto e il gol del Lazio invece nel secondo tempo, arrivato con Roma. Festeggiano le calciatrici del Veneto per un primo posto nel girone B, che ricordo vedrà il 29 aprile, lunedì 29 aprile, i quarti di finale, poi il 30 le semifinali e le finali invece giorno 1° maggio al Pala Calafiori di Reggio Calabria. Terzo tempo adesso in mezzo al campo.
il saluto delle calciatrici. Finale Veneto Lazio 1-1. Dal Palasport di Casali del Manco è tutto. Un saluto da Natalino Stasi, ringrazio Daniel Cavalieri in regia, buon calcio a tutti.